Il mio pensiero va a un imprenditore di questa terra che si è tolto la vita perché non è riuscito a reggere al cambiamento e alle trasformazioni. Lo ha detto Don Luigi Ciotti, fondatore e presidente di Libera, oggi a Padova a margine di un incontro contro le mafie. Don Ciotti parla di Emanuele Vezzù, l'imprenditore che martedì si è tolto la vita nel suo capannone. Una morte che ha colpito l'opinione pubblica, una morte legata ad una crisi economica che sembrava sparita, ma che in realtà non ha mai lasciato l'Italia e il nord-est. La Regione ha istituito un numero verde, l'833 43 43, attivo 7 giorni su 7 e finanziato dalla Regione stessa, al quale si affianca un servizio di consulenza e di indirizzo alla rete dei servizi. Sono state più di 5.000 le chiamate arrivate al servizio inoltre, istituito nel 2012. Molte le motivazioni che spingono all'estremo gesto, dall'e-commerce che avanza e mangia tutto il mercato, ad una tassazione sfavorevole che non deve però fermare chi ha bisogno di essere aiutato. Le difficoltà economiche non devono spaventare, sostengono gli esperti. Abbiamo gli e-commerce che lavorano 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. A un certo punto un imprenditore o ha la forza di dire vado a fare il barbone a mangiare alla Caritas, o peggio ancora arriva a fare questo gesto che io voglio dire chiaramente: non fatelo, troviamo una soluzione, vediamo come sistemare le cose e ricordatevi che avete una famiglia, avete cose molto più importanti del solo lavoro.